Allora, cari telespettatori, ben ritornati con noi e ben ritornate anche le nostre ospiti. La coordinatrice del Centro Veneto Progetti Donna, Patrizia Zantedeschi. Dottoressa, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Psicologa, psicoterapeuta, e Mariangela Zanni, responsabile comunicazione, sempre Centro Veneto Progetti Donna. Buongiorno. Allora, non c'è una ricorrenza particolare, in realtà sono fatti di cronaca, recrudescenze, fenomeni che tornano, di cui si torna a parlare, ma in realtà continuano ad essere perpetrati atti di violenza nei confronti delle donne. Ci sono persone che dicono: ma è un periodo, cosa sta succedendo, come mai atti così efferati, così crudeli, fino ad arrivare all'omicidio proprio in questo momento? C'è qualcosa che sta accadendo, oppure la cronaca se ne occupa un po' di più, fa notizie? Insomma, cerchiamo di capirlo bene in uno spaccato della nostra società. Quel che è importante è intanto parlarne per far sapere a chi vive certe situazioni. Da alcune mail che ci sono arrivate, ce ne sono di persone, che esistono associazioni no profit che si occupano delle donne che subiscono violenza, subiscono intimidazioni, hanno paura di essere oggetto di atti crudeli da parte del proprio partner, nell'ambito quindi della famiglia oltre che esterno, e che possono dar loro una mano, un aiuto in modo del tutto tranquillo e anche riservato, e che non bisogna aver paura di rivolgersi a qualcuno, assolutamente, perché non far nulla è peggio, è molto molto pericoloso. Poi lo vediamo anche le conseguenze. E allora, dottoressa, vediamo di incominciare subito. Sono tutti questi fatti che stanno accadendo un po' a livello del nostro paese, da un momento all'altro il marito che uccide la moglie, poi per carità si suicida, però poco male, insomma. Ce ne sono tantissimi veramente. È sempre stato così, oppure sono delle reazioni che cominciano a diventare esagerate, spropositate, immotivatamente? Noi sono un po' di anni che guardiamo questo fenomeno, vediamo come cambia. E quello che diciamo sempre è che non sono cambiati i nostri occhi, non è cambiato il fenomeno è di per sé, come si dice sempre, strutturale, cioè ci accompagna nella storia delle relazioni fra gli uomini e le donne. Di questo siamo certi, anche perché noi in tutti questi anni, sono 25 anni che il centro è aperto, quindi 25 sono tanti. Abbiamo potuto accogliere molte donne anche anziane che raccontano la storia della loro coppia, che è una storia di violenza che dura 20, 30, 40, 50 anni. Quindi lo sappiamo come sono le storie. Quello che è cambiato negli ultimi anni, è un dato positivo, è il modo di guardare a queste situazioni. Non le tolleriamo più, giustamente, almeno. E quindi le donne sono un po' più spinte ad uscire, anche se l'uscita dalla violenza è sempre un percorso molto faticoso. Noi vediamo una piccola fetta di questo problema, solo una piccola porzione di un fenomeno che è molto molto vasto. Come mai, allora la persona anziana è anche comprensibile, ci sono fattori culturali, arriva al limite estremo, basta, non ne può più, ma quello che stupisce è che persone giovani della nostra cultura, non di culture diverse, dove magari si innesca nel meccanismo di consuetudine familiare, e lì non voglio entrare nel merito, che è sbagliatissimo, però purtroppo è un dato di fatto, ma come mai persone anche giovani arrivano a subire certi atti che si continuano a perpetrare, a continuare a instaurare un rapporto di vita familiare, avere poi dei figli quando sanno che hanno un partner che reagisce in modo violento? La risposta non può essere così, come altre volte ci siamo detti, così semplice. Intanto i casi di violenza sono tutti diversi, le donne sono tutte diverse, le coppie sono tutte diverse, abbiamo dei fenomeni che sono tutti molto molto diversi fra loro. Che cos'è che tiene una donna dentro una situazione di violenza? Sono molti fattori. Il primo è che quella è una coppia, è la sua coppia. Quel rapporto è un rapporto il più delle volte scelto. È la sua vita. È la sua vita, il suo matrimonio, la sua convivenza, ci ha fatto dei figli. Questo non è una cosa semplice. Quello che diciamo sempre è che non sempre, quasi mai anzi, c'è la consapevolezza in una donna di quello che sta vivendo, per cui è un lungo processo intanto per capire in che cosa si sta infilando, se è proprio all'inizio, ma quasi mai all'inizio una donna se lo chiede.
E nel tempo una donna deve prendere consapevolezza di quello che sta vivendo, è un processo lungo. Questo è l'aspetto proprio più intimo, riguarda proprio gli affetti, la vita costruita su quel progetto lì. Poi ci sono aspetti pratici molto che possiamo ben immaginare, il lavoro, i figli, la casa, tutti aspetti che rendono più difficile sicuramente uscire da questi percorsi. Però quello che rende così faticoso per una donna anche solo rendersi conto di quello che sta vivendo è sicuramente che questa donna sta dentro una relazione molto forte. Non stiamo parlando di relazioni che si sciolgono, le separazioni facili, è un altro, noi stiamo parlando di altre cose, stiamo parlando di un nodo relazionale che è molto difficile anche da guardare, anche da dentro, anche dall'esterno, gli amici, i parenti, è molto complicato. Quindi c'è un groviglio di relazioni, parlo che si occupa di comunicazione, un groviglio di relazioni, di apparire in un certo modo, in un contesto socio-familiare di un certo genere, che imbarazza il metterlo in discussione, con se stessi in primis e poi con chi ti sta attorno. Sì, con se stessi, con chi ti sta attorno, perché molto spesso chi ti sta attorno non c'è più, nel senso che nella maggior parte dei casi le relazioni in cui appunto c'è la violenza lasciano la donna sola da un punto di vista di relazioni sia amicali che parentali, quindi questo lo vediamo anche nei nostri casi. Le donne che arrivano al nostro centro a chiedere aiuto sono principalmente delle donne sole che possono contare purtroppo solo sul marito o sul partner, che però è il partner violento, e molto spesso anche con figli in tenera età. Diciamo che il 62% delle donne che si rivolge al nostro centro ha figli di minore età. Quindi bambini piccoli che necessitano ancora di attenzioni, di cure, di energia proprio. Esatto, ma anche di protezione, perché questi bambini sono anch'essi vittime di quella violenza che si consuma all'interno delle mura domestiche. Ma vittime a livello verbale, cioè subiscono queste scene, oppure vittime fisiche? Sono allora, vittime fisiche non sempre, non necessariamente, e sono vittime di quella che è stata riconosciuta anche a livello legislativo violenza assistita, perché vivono in un contesto appunto violento dove nella relazione il genitore, il partner, il coniuge agisce un potere nei confronti della mamma, e quindi sono vittime di una situazione che li pone in una situazione di pregiudizio e a volte anche di sofferenza, anzi nella maggior parte dei casi di sofferenza anche psicologica. Sono bambini che sono costretti anche ad assistere, a vedere oppure a sentire anche appunto le violenze che vengono consumate nei confronti della loro madre. Sono bambini che ad esempio quando raggiungono un'età più grande, quando diventano adolescenti, sono loro stessi a volte a chiamare le stesse forze dell'ordine per chiedere aiuto. O a questo avviene, abbiamo diversi casi in cui è successo. Sono bambini che però hanno bisogno di una grande protezione, di un grande sostegno da parte principalmente delle istituzioni deputate alla loro sicurezza e alla loro protezione, ma anche da parte nostra nei casi ad esempio in cui noi mettiamo le donne al sicuro dentro delle case protette. Diciamo che facciamo anche un percorso con questi bambini, con questi minori, per cercare di far vivere anche questa situazione che non è sicuramente piacevole il più serenamente possibile, e cerchiamo di dar loro una normalità che fino a quel momento non hanno vissuto. E questo diciamo che anche per noi è una grande sfida, è un grande impegno quello anche del sogno a questi ragazzi, a questi bambini, che poi sono anche il futuro della società e delle relazioni. Allora, adesso magari chiedo a lei, ma chi di voi può rispondere, perché dopo non so la competenza. Questo è proprio per capire la gravità della cosa, anche nel non denunciare in certi casi. Un bambino
che nasce in un ambiente violento e che quindi una bambina insomma è differente e quindi vede, sente un certo tipo di atteggiamento dove la madre viene bistrattata, maltrattata, in qualche modo insomma comunque vede questa figura materna schiacciata. Un domani rischia di diventare, come alcuni dicono, un bambino disadattato, o comunque un adulto violento, non rispettoso perché non conosce i limiti, perché non li ha mai imparati, non ha mai visto una persona, una donna che si faccia rispettare, cioè c'è questo rischio un domani? Ci sono tanti rischi. Un bambino, una bambina che crescono in un ambiente violento sono bambini che hanno esperienza solo di un terreno che frana. Questa è un bambino nella sua insicurezza, sicurezza nelle relazioni. Un bambino finché è piccolo ha la sicurezza della sua famiglia, della sua casa, delle sue relazioni, il suo papà e la sua mamma. Questa è ecco, se crollano queste colonne portanti, crolla la vita. I bambini non possono affrontare una situazione come quella che possiamo immaginarci, cioè di una mamma che viene picchiata, i mobili che vengono devastati, la casa, le urla, cioè queste sono le cose a cui questi bambini assistono. Che cosa si portano dietro? Dei gravi traumi. Poi l'esito di questi traumi possono essere sia ripetere la violenza oppure subirla, non essere in grado di affrontare, di affrontare le relazioni affettive. Si cresce con una grande paura, una grande rabbia. Anche se dobbiamo dire che i bambini hanno naturalmente la capacità di superare le difficoltà, per fortuna, ecco, però bisogna metterli in condizioni di poter stare al sicuro e di vedere al sicuro la persona che è vittima delle violenze. Cioè... No, ma lei ha perfettamente ragione, la cosa è questa, che magari chi ci ascolta conosce situazioni, sa, è a conoscenza di, se non riesce a capire perché magari subisce, dice il tuo limite è oltre ogni immaginabile, sappi che con te è la responsabilità di un bambino che un domani potrebbe essere un adulto che ha dei problemi, quindi assumitene la responsabilità subito e cerca di sistemare questa situazione, perché un domani questo adulto come potrebbe reagire? Voi che siete esperte nel vostro campo potete sapere che ci sono un ventaglio di situazioni in cui una persona potrebbe cadere poi perché ha avuto un esempio di vita di questo tipo. Diciamo che spesso i figli sono la molla che fa decidere le madri di uscire. Ecco, addirittura questo. Sì, perché a un certo punto le donne vittime di violenza in realtà sono delle donne molto forti che resistono per anni e anni a delle situazioni che sono assolutamente invivibili e si tentano in tutti i modi di tenere tutto insieme e quindi di proteggere anche i figli. Questo è un po' il desiderio e anche a volte l'illusione. A un certo punto questa illusione si infrange o perché la violenza è diventata intollerabile, magari finiscono in ospedale con un bel po' di giorni di prognosi, con dei danni molto, molto grossi, oppure perché vengono coinvolti i figli in qualche modo, per esempio come diceva Mariangela, quando sono i figli a chiamare le forze dell'ordine, magari chiusi in bagno col cellulare, oppure chiamano i vicini, oppure si mettono in mezzo, mettendosi anche a rischio. Ecco, questo è un altro aspetto. Allora le donne di fronte a queste reazioni e alla preoccupazione rispetto a quello che potrebbe succedere, spesso trovano il coraggio di chiedere aiuto. Per fortuna. Per fortuna. Esatto. Quindi c'è un esasperare. E figli più grandi invece arrivano ad avere figli anche grandi che magari intervengono per conto dei genitori quando è passato un po' di tempo? Sì, abbiamo delle richieste di aiuto e anche solo di informazioni da parte di informazioni. Sì,
principalmente di informazioni, perché al nostro numero verde può chiamare chiunque e noi diamo informazioni a tutti quelli che ci chiedono appunto aiuto, e spesso abbiamo anche dei figli diciamo giovani, più tra l'adolescenza e l'età appunto intorno ai 20-25 anni, che ci chiedono aiuto per le loro madri. Questo non è conseguente poi a un intervento e quindi a una richiesta diretta da parte della madre, però diciamo che in un certo senso serve a consapevolizzare la famiglia e magari anche in un domani a portare la donna a scegliere di chiedere aiuto. E a volte invece i figli non sono assolutamente un aiuto, e anzi a volte non riconoscono appunto di essere in una famiglia dove c'è la violenza, perché come si diceva spesso la consapevolizzazione è la prima cosa. Se la donna stessa non è consapevole di subire una violenza, perché non sempre la violenza è una violenza fisica e quindi che porta dei segni visibili, molte volte ci sono altri tipi di violenza che non sono visibili e che quindi non è anche difficile da riconoscere, ma che non vengono appunto riconosciuti neanche dalla cerchia familiare, per cui i figli spesso non sono quell'aiuto che le donne potrebbero avere. Quindi, oppure non sanno proprio come fare, anche questo è... Esatto, questa è un'altra cosa, perché tante volte, questa è un po' l'osservazione che ci è stata fatta, chi vive la situazione, chi dà un aiuto, chi fa parte di un'organizzazione, è come l'avvocato o il medico, danno per scontato, ma com'è possibile che tu sia finito in questa situazione? I meccanismi sono questi, fanno parte della vita del professionista, sembra assurdo che la persona incappi. E così lo stesso, voi dice ma cavolo è così semplice, ci sono questi centri di aiuto, invece per la persona che sta fuori non sa neanche dove andare a parare e ha paura, e quindi si percepisce questo timore, questa paura anche di essere scoperta magari nel fare certe azioni. Pare impossibile, ma è così. E anche delle conseguenze. E delle conseguenze, bravissimi. Allora spieghiamo un po' gli step che una persona dovrebbe fare e come anche avviene la risposta, quindi sono i vari leader che una persona ha, e tranquillizziamolo da questo punto di vista, no? Sì, gli step sono studiati sulla base delle necessità. Gli step sono protocolli, diciamo sono così. Dei protocolli che devono essere assolutamente adeguati e tagliati sulla singola situazione. Di solito una donna arriva al centro, viene accolta, quindi fisicamente viene da voi, non è che telefona? Sì, no, certo, viene dopo aver telefonato. Mariangela prima ricordava il numero verde che abbiamo attivo da 3 anni mi pare, e che è sicuramente oggi il mezzo più facile per raggiungere il centro antiviolenza, infatti è il punto più caldo del nostro centro. Noi siamo un centro provinciale, ma abbiamo un ufficio centralizzato che poi smista i casi nei vari territori, quindi la donna prende contatto col telefono e attraverso il telefono, e nel giro di pochissimo, anche in base alla situazione che porta e al rischio che la donna ci comunica, le diamo un appuntamento piuttosto rapido, oppure la indirizziamo, se c'è un rischio immediato, la indirizziamo alle forze dell'ordine, e all'accoglienza viene data alla donna la possibilità, a volte per la prima volta, di raccontare quello che succede. A volte per la prima volta. A volte sì. Quindi non si è mai confidata con altre persone? A volte no. A volte non... Cosa vi viene, facendo degli esempi senza fare poi nomi eccetera, però cosa viene raccontato, così magari alcune persone si ritrovano? Di solito quello che viene raccontato è una storia lunga, che nasce spesso prima ancora che la coppia si consolidi, quindi è un racconto del fidanzamento, dei primi mesi, degli step importanti della coppia, e quindi di solito peggiora la situazione dopo il matrimonio o dopo che la convivenza è diventata stabile. Di solito i periodi molto violenti sono quelli delle gravidanze,
contrariamente a quello che uno potrebbe immaginare. Che potrebbe immaginare, ma al momento della gravidanza e gli anni in cui i bambini sono molto piccoli probabilmente rendono una donna ancora più fragile e sono i momenti in cui la violenza è più acuta, è più grave e anche più pericolosa. Questo è un racconto che è abbastanza comune e frequente e non ci sono qui distinzioni di culture, sono abbastanza simili le situazioni. Io lo interrompo un attimo qua, allora riflettiamo su quanto ha detto adesso la dottoressa, andiamo in pubblicità rapidissimi e poi torniamo appunto a raccontare quali sono anche ulteriori elementi. Pubblicità.